Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Prosegue l'ondata di migranti, argomento che ha tenuto banco durante l'ultima settimana e che ha creato tensioni fra Italia e Francia. Nello specifico, un'imbarcazione con 200 migranti a bordo ha attraccato al porto di Catania. Le oltre 200 persone sono state visitate dal personale sanitario della Croce Rossa presente per poi essere portati a Palaspedini, divenuto centro d'accoglienza della città etnea. Il cadavere di un 85enne di Paceca è stato rinvenuto oggi nelle campagne di Sciacca all'interno di una scarpata. Il corpo giaceva a poca distanza dalla propria auto, una Fiat Punto rimasta impantanata nel fango. Il decesso sembrerebbe essere di origine naturale, forse dovuto a un malore, anche se si indaga per verificare qualsiasi pista. Via libera della regione siciliana al progetto che prevede tra la Sicilia e Malta. Il governatore Renato Schifani ha firmato il decreto di intesa all'autorizzazione unica di competenza del Ministero della Transizione Ecologica alla Interconnect Malta Ltd per la costruzione del gasdotto sottomarino. L'opera, finalizzata all'esportazione di gas della rete nazionale italiana, è lunga complessivamente 159 km e si compone di 4 sezioni principali. Si interrompe almeno per la giornata di domani, lunedì 15 novembre, la scia di tempo instabile in Sicilia. A conferma di quanto detto, la Protezione Civile regionale non ha diramato alcun allerta meteo, spazzando via il rischio delle precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, le province più calde risulteranno essere Palermo, Catania e Trapani, rispettivamente con 22 e 21 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.